Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione di questo mercoledì 25 settembre, un settembre segnato dal maltempo, tanti danni causati dalle forti piogge e i temporali delle scorse ore, ma subito chiedo l'aiuto alla regia per far vedere questo video impressionante, la formazione di una tromba d'aria. Siamo a Navolè, Gorgo al Monticano. Ieri è stata colpita da una violenta tromba d'aria che ha causato danni e paura, una tromba d'aria che è passata in mezzo alle abitazioni e distrutto un'azienda familiare. E noi allora andiamo subito a Gorgo al Monticano con Cristian Arboit e l'aiuto tecnico di Alberto Pivetta. Cristian, che è insieme al sindaco e anche al titolare dell'azienda devastata. Cristian, buongiorno, cosa ci racconti il giorno dopo? Buongiorno Edi, anche da parte di Alberto Pivetta. Ci troviamo in via Marco Trozzo, siamo nella frazione di Navolè di Gorgo al Monticano. Le immagini le hai mostrate giustamente, sono immagini impressionanti di una tromba d'aria potente che per fortuna è rimasta circoscritta in questa via di campagna. Gli effetti della devastazione li potete vedere alle mie spalle, questo capannone che è stato letteralmente distrutto, la copertura caduta, ma non solo quel capannone. Alberto adesso vi inquadra la casa che è rimasta coinvolta sempre da questa tromba d'aria. C'è stata una parziale, anche lì un parziale interessamento della copertura del tetto. Come dicevi Edi, qui con me c'è il sindaco Firmino Vettori, c'è anche Mario Basso che è titolare dell'azienda. Sindaco Vettori, un evento veramente impressionante che poi probabilmente lo stanno vedendo anche da casa. C'è una foto che gira, è diventata virale sui social. Questa tromba d'aria immortalata dal centro di Motta di Livenza, che da qui dista circa 3 chilometri in linea d'aria. Buongiorno a tutti, sì, più o meno, un evento particolare, eccezionale. È chiaro che non è che siamo abituati in questo territorio a vedere qualcuno definito tromba d'aria, qualcuno addirittura qualcosa di più. E anche se è un evento che ormai lo abbiamo visto anche 2 mesi e mezzo fa, un'altra piccola tromba d'aria, non abbiamo memoria fotografica perché purtroppo nessuno ha fatto in tempo a riprenderla, perché era con un'altra precipitazione, un acquazzone, ormai queste piogge torrenziali che cadono anche qui nei nostri paesi. Anche quella volta di volta un po' di case, un capannone, quindi nata e morta sul raggio di 700-800 metri. Questa qui, non so, forse si è fatto 1 chilometro, forse un po' meno, è nata sempre qui in aperta campagna, sempre dopo assieme una grandissima pioggia torrenziale, ed è finita lì dopo la casa che avete ripreso voi, vicino a Livenza. Poi nell'Livenza è sparita questa tromba d'aria. È chiaro che ho visto anch'io la foto, quella del centro di Motta, fa paura, perché qui siamo in aperta campagna, ma se fosse passata per i nostri centri abitati, non lo so, condomini, case, perché visto quello che ha fatto qui dal signor Basso, cioè siamo vicini a lui, però fa male, perché vedi, questi sono sacrifici di una vita, quindi non sono cose belle da vedere, insomma. Ecco, signor Basso, ci può accompagare verso appunto il capannone? Lei ieri sera non era... No, non ero a casa. Sono arrivato 10 minuti dopo. Chi è che l'ha allertata? Nessuno, sono arrivato a casa, ho visto il disastro. Quindi lei in quel momento che idea si è fatto? Ha pensato a una tromba d'aria? Sì, subito tromba d'aria, subito. Ecco, quindi il danno è circoscritto a questo capannone, ma mi sembrano danni ingenti. Sì, qua ci sono abbastanza danni qua. Lei li ha quantificati? Spero di sugarmela con 50-60 mila euro. 50-60 mila euro. Le posso chiedere, visto che è un tema anche di attualità, è assicurato? No, non sono assicurato. Quindi se deve ristrutturare, rimettere a posto, deve rimetterci? Sì, questo è poco ma sicuro. Ecco, in questi casi che sono molto limitati, le chiedo sindaco, è possibile attivare uno stato di emergenza specifico e procedere con dei rimborsi? Fatalità, ne abbiamo parlato questa mattina in comune, perché non è che siamo abituati a questi eventi sempre spesso. Ho detto all'ufficio tecnico, verifichiamo se c'è qualcosa in giro, perché mi aveva detto Mario che non era assicurato e che in quel momento mi sono sentito una freccia data al cuore. Vediamo se c'è qualcosa in giro che possiamo dargli una mano, perché insomma 50-60 mila euro, quei tempi che corrono, non credo che non sia facile neanche per Mario tirarli fuori di tasca propria.
Ci siamo mossi, già stamattina pensavamo la stessa cosa. Ecco, vi state muovendo, state fare qualcosa, sì, esatto. State approfondendo. Questo un po' mi dicono alcuni colleghi che dove c'è Eternit non assicurano. È vero o non è vero? Questo è un altro tema, perché parliamo di una copertura di Eternit come ce ne sono anche... Ma abbiamo 500-600 mila metri quadrati di capannoni a Gorgo e sono tutti quanti coperti in Eternit, quindi la maggior parte delle zone industriali i tetti sono tutti in Eternit, a parte quelli già bonificati, sostituiti per il fotovoltaico. Generalmente tutti fanno l'assicurazione, dopo sono un po' sul settore anch'io, ho sistemato anch'io di capannoni, insomma generalmente l'assicurazione rimborsa non tutto ma gran parte dei danni. Qui allora, probabilmente è stata una scelta di Mario, speriamo che sia qualcosa per dargli una mano, dai, perché no. Diciamo che state approfondendo la tematica. Allora, il sindaco e il signor Mario restano con noi, però noi riavvolgiamo il nastro, torniamo alla nottata di maltempo vissuta dalla Marca trevigiana e alla conseguente conta dei danni così a Treviso. Il mio vicino ci ha bussato a mezzanotte meno 20 dicendoci che i garage stavano andando sotto. Abbiamo appena fatto in tempo a togliere qualche macchina, ma non tutte, perché 5 sono rimaste sotto e l'acqua arrivava dalla strada perché la fogna non assorbiva e a quel punto veniva giù per la rampa tutta, per cui abbiamo avuto un'ora e mezza di un effetto imbuto gigantesco. 63 mm di pioggia in circa 2 ore, a fronte di una media di 75 in un mese. Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta in alcune zone della città, colpendo in modi particolari i quartieri di San Zeno, San Lazzaro e Sant'Antonino, oltre alla parte iniziale di via Ghirada. I danni più ingenti in via del Mozzato, dove un garage si è allagato in pochissimi minuti e solo alcuni residenti sono riusciti a portare via in tempo le auto parcheggiate all'interno. 5 sono rimaste sotto l'acqua, che in pochissimi minuti ha raggiunto oltre i 2,20 metri di altezza. Protezione civile e vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata con un intervento durato oltre 5 ore. L'acqua è salita fino a 2,20 metri, grosso modo. Garage, cantine, quadro tecnico, non abbiamo ovviamente elettricità e questa mattina sono arrivati i vigili del fuoco e adesso stanno rimuovendo l'acqua. Risiede nel palazzo anche l'artista Laura Marcon, che ha perso tutti i suoi quadri. Dentro il mio garage ci sono 45 anni della mia pittura e questo mi fa stare di un male incredibile. Vuol dire che doveva andare così e ricominceremo. Per ora il cavalletto e i miei pennelli mi fanno ribrezzo. Ci penserò. Non è andata meglio ad alcuni residenti di via Ghirada, dove il problema pareva risolto col bacino di laminazione di San Lazzaro, che evidentemente non ha funzionato. In questa villetta il fango ha penetrato ogni stanza e l'acqua è arrivata fino a 30 centimetri. Un'acqua fangosa arrivata direttamente dalla scuola Don Milani, inaugurata qualche giorno fa. Non abbiamo mai avuto tutto questo fango. La scuola qui a fianco è appena stata ristrutturata, inaugurata l'altro giorno, però evidentemente parte del giardino è rimasto solo con il fango, quindi i lavori non sono finiti e sono scivolati nel nostro giardino. Erano anni che non succedevano queste cose. È proprio la buca della via Ghirada questa. Bisognerebbe comunque iniziare dalla fonte, cioè pulire le canalette, i tombini, gli alvei dei fiumi. Cioè bisogna cercare di queste cose, bisogna curarle. Se non si cura di pulire, la natura fa il suo corso. Finché si cementifica tutto, avremo queste cose qua. Sotto 20 centimetri d'acqua anche la pasticceria Ida di Viale Cairoli, dove i titolari hanno spalato acqua tutta la notte per poter riaprire in mattinata l'esercizio. È stata una notte lunghissima per i volontari della Protezione Civile, che hanno lavorato incessantemente per sistemare tutte le criticità e mettere in sicurezza persone e cose. Sicuramente abbiamo avuto le criticità sui sottopassi, sui garage e sui scantinati. E anche una casa di riposo che ha avuto qualche piccolo problema qua a Treviso, ma abbiamo prontamente rimesso a posto la situazione. Ecco, adesso sentiamo le parole invece del sindaco Mario Conte, che appunto fa il bilancio dell'attività di emergenza e appunto cerca di rassicurare anche i cittadini. Poi ritorniamo con il sindaco di Gorgo al Monticano e con il signor Mario Basso per altre considerazioni sulla tromba d'aria avvenuta ieri nel tardo pomeriggio.
Mario Conte. Qui è caduta talmente tanta acqua che il sistema di raccolta delle acque piovane non è riuscito a starci dietro, però mi immagino anche cosa sarebbe stata la Ghirada senza il vaso di laminazione che ha raccolto 80 centimetri di acqua. Un evento eccezionale, in 2 ore sono caduti 60 mm di pioggia, quasi quanta ne scende in un mese. Il sindaco di Treviso fa il punto sulla difficile nottata vissuta dalla città, con strade allagate, case, garage interrati, finiti sott'acqua, e se non ci fosse stato il bacino di San Lazzaro, ribadisce il primo cittadino, per il quartiere della Ghirada, pur allagato, sarebbe stata una catastrofe. Capisco che siano arrabbiati. Ricordo che da quando abbiamo fatto i lavori abbiamo superato delle ondate di maltempo molto importanti e non si è più manifestato alcun tipo di problema. È segno evidente che ieri qualcosa di straordinario è avvenuto. I cittadini puntano il dito sulla scarsa manutenzione di fossi e tombini. Ovviamente bisogna intensificare le manutenzioni dei canali e dei fossati, questo è alla base di ogni ragionamento, così come bisogna pulire le caditoie. Però per esempio uno dei fenomeni che ha messo in difficoltà la città ieri sera è stato proprio anche il periodo autunnale, quindi con la presenza e la caduta delle foglie dovute alla pioggia che c'era stata qualche ora prima, poi ha fatto sì che quelle foglie trasportate dall'acqua si accumulassero tutte in corrispondenza delle caditoie, creando di fatto dei tappi che poi sono stati liberati dalla protezione civile e dai vigili del fuoco. Però è altrettanto vero che quando tu devi intervenire su 80-90 mila caditoie il tempo necessario è parecchio. Il gruppo consiliare PD si interroga su quanto si sarebbe potuto evitare e chiede che nel Consiglio Comunale di lunedì prossimo l'assessore Zampese relazioni in maniera dettagliata sullo stato delle manutenzioni sul territorio comunale e all'assessore Manera lo stato sulle azioni di contrasto al consumo e impermeabilizzazione del suolo. Intanto è in corso la conta dei danni ed il Comune è in contatto con la Regione per gli eventuali risarcimenti. Quel che è certo è che il mutamento climatico rende necessario alzare l'attenzione sul dissesto idrogeologico con interventi strutturali. Dobbiamo cominciare ad immaginare, così come è stato fatto il vaso di laminazione di San Lazzaro, anche degli altri interventi, coinvolgendo anche i privati nel momento in cui vanno a realizzare degli interventi di edilizia privata per mettere in sicurezza da un punto di vista idrogeologico il nostro territorio. Questa è la situazione dunque a Treviso città, ma noi siamo appunto a Gorgo, al Monticano, per questa tromba d'aria che si è abbattuta in questo angolo di Navolè, via Marco Trozzo, ieri sera alle 18. Questi gli effetti della devastazione. Parlavamo di questa copertura anche in Eternit. C'è da preoccuparsi, Sindaco? No, insomma c'è sempre da preoccuparsi quando si parla di Eternit, però è abbastanza circoscritto, come vedete, quindi sembra che sia andato su e caduto tutto quanto per terra sul posto. Poi già questa mattina ci siamo incontrati qui assieme al signor Basso con una ditta specializzata che è partita subito con la procedura con lo Spisal, proprio per farlo d'urgenza, una procedura d'urgenza, perché magari non oggi ma domani mattina già inizieranno a bonificare l'area, insomma, perché giustamente come vedete ci sono dei trattori, ci sono delle attrezzature, quindi il signor Mario ha bisogno anche di poter entrare nella sua proprietà, ma finché non viene fatta la bonifica non può entrare a recuperare i suoi... Prima anche che torni a piovere, perché quello... Anche a piovere, sì, perché purtroppo il problema potrebbe essere proprio la pioggia, perché avete visto quanto Eternit c'è a terra, insomma. Ecco, signor Mario, tra l'altro nei 50-60 mila euro di cui mi parlava prima, lei ha ricompreso anche le spese della bonifica? Sì, ho compreso le spese bonifiche. Sentite, un'altra cosa, un'ultimissima cosa, e ci avviciniamo magari alla casa. Lei, sindaco, mi diceva che non c'è traccia del passaggio tra i filari, tra i vigneti, tra i frutteti di questa tromba d'aria. L'abbiamo guardato ieri sera, poi anche stamattina. Ieri sera siamo rimasti qui insieme ai vigili del fuoco fino alle 10 passate e poi guardavamo anche qui tra la proprietà del signor Basso e quella dei signori Viotto. Non si vede il passaggio di una tromba d'aria, perché di solito dove passa sradica alberi, toglie tutto, e quindi sembra quasi o è passata per la strada o ha fatto su e giù per il cielo, perché nei 200-300 metri da vicino non c'è segno di passaggio di questa tromba d'aria. Sindaco, grazie davvero. Intanto è arrivata anche l'assicurazione, quindi facciamo lavorare il signor Mario. Per il momento da Gorgo al Monticano è tutto. Con Alberto Pivetta e di Ti restituisco la linea.
Cristian, grazie per questo focus su questa di fatto disgrazia, questa tromba d'aria inaspettata e di sicuro un fenomeno che noi non siamo abituati a vedere. Abbiamo un'ampia pagina dedicata al maltempo in questa prima edizione e al giorno dopo ai danni, perché inizia la conta dei danni di fatto, ma apriamo invece una finestra, andiamo su Padova con la nostra Chiara Gaiani che vedo già collegata perché c'è stata e c'è grande commozione oggi a Padova davanti alla scuola dove ha perso la vita ieri Alessandro De Marchi, il 18enne che appunto ieri mattina mentre andava a scuola ha perso la vita in moto. Questa mattina una manifestazione spontanea dei ragazzi davanti al luogo dell'incidente. Con noi appunto Chiara Gaiani, queste le immagini. Sì Edi, buongiorno ai telespettatori. In realtà noi ci troviamo davanti alla scuola che frequentava Alessandro De Marchi e qui con noi c'è una rappresentanza dei suoi compagni di classe di questa quinta E che è stata scritta a caratteri cubitali nello striscione che hanno proprio appena appeso nel cartellone in ricordo del giovane morto in sella alla sua moto ieri nello scontro con un'altra moto. È stato trasportato in ospedale ma lì non ce l'ha fatta. Alessandro era un ragazzo speciale, era il rappresentante di classe, i suoi compagni oggi non se la sono proprio sentiti di entrare in classe. Chiediamo ad Alex, vero? Noi siamo molto rammaricati dall'incidente, non ce l'aspettavamo e adesso stare tutti qui uniti e vicini per noi è la cosa più importante. Abbiamo realizzato ciò in memoria di lui, l'abbiamo fatto tutti insieme e speriamo che anche lassù starà bene. Lo sentite proprio più vicino così e stare più vicini vi aiuta a superare questo momento di grande tristezza, di grande dolore, Raffaele? Sì, certo, stare vicini aiuta tutti quanti, anche in momenti tristi come oggi, anche ieri. E ci mancherà tanto perché ci rappresentava proprio come classe. Era un ragazzo speciale, vi dicevamo, Carlos è del suo paese, è di Mestrino e ci raccontava poc'anzi, adesso glielo chiediamo, che anche a Mestrino in tanti si stanno preparando per salutarlo come si deve. Sì, stiamo organizzando qualcosa da fare prima del funerale in modo da ricordarlo meglio e stare tutti più uniti per questa sua mancanza e il dolore che ci sta facendo tanto male, tanto. E allora io davvero li ringrazio tutti, non li possiamo inquadrare tutti perché tanti di loro non sono maggiorenni, ma vi assicuro che sono tutti qui attorno a me che ci fanno capire quanto bene volevano ad Alessandro, quello anche che si legge qui. E allora io vi lascerei con il servizio che ha preparato Francesco Ratai questa mattina, che è stato davanti all'istituto dove è accaduto l'incidente, in via Cave, allo Scalcerle, dove su iniziativa di tutti gli studenti della classe, ma sicuramente anche qui al Marconi lo ricorderanno. Infatti adesso i ragazzi devo lasciarli andare perché hanno un appuntamento con la dirigente scolastica proprio per parlare di quanto è accaduto. Davanti allo Scalcerle tutti hanno portato fiori, bigliettini, un peluche. Vi lascio al servizio di Francesco Ratai. Sono Matteo Bottesella, uno studente del Marconi, sono un compagno di Alessandro. Per me era più di un compagno perché abbiamo condiviso, oltre ai 4 e inizio del 5º anno del Marconi, abbiamo condiviso tante esperienze insieme. Avevamo appena fatto un compleanno, avevamo dei piani finita scuola, dei piani durante scuola, ci eravamo promessi di comprarci una moto che era quella dei nostri sogni, volevamo andare in giro insieme, ce n'erano di piani, ma purtroppo non sono così, non è andata così, non riesco a cancellare Alessandro. Quando è morto mi sono sempre chiesto se era vero, ho provato a mandargli un messaggio, speravo fosse uno scherzo, ma non è andata così. Che ragazzo era Alessandro? E Alessandro, come abbiamo lasciato lì nel messaggio su una muretta, Alessandro era simpatico, simpaticissimo, era cordiale, gentile, ti dava una mano se avevi bisogno. Io mi ricordo una volta è venuto a trovarmi a casa mia Corrado Filippo, un altro mio amico ed era credo uno dei migliori amici di De Marchi.
è venuto a trovarmi a sorpresa, ero felice perché non me l'aspettavo e da lì diciamo che è partito tutto, perché se hai bisogno lui c'è. Lui c'era sempre, anche a scuola, perché non sono chissà quanto bravo a scuola io, e sapevo che se chiedevo qualcosa dei Marchi per messaggio, per chiamata anche a scuola, lui mi aiutava. Io avevo chiesto anche una cosa di matematica il venerdì, che è stato l'unico giorno che sono venuto a scuola. Lui mi ha aiutato, anche lunedì lui mi ha spiegato e dopo l'ho visto anche a palestra, abbiamo giocato a un gioco chissà per quanto stupido potesse essere, ma ho visto il suo sorriso quando giocavamo, era una cosa che mi faceva impazzire. Adesso non riesco più a togliermi dalla testa quel sorriso che aveva, non riesco a cancellarlo così facilmente. Davide ieri ci diceva, stiamo pensando a qualche gesto, qualche manifestazione, e spontaneamente è venuto quello che vediamo qua fuori. Sì, ieri abbiamo girato nel gruppo dei rappresentanti un messaggio in cui abbiamo detto di portare dei fiori, magari dei bigliettini. Stamattina è stato un momento molto toccante perché sono venuti anche molti ragazzi che non erano del nostro istituto per appunto dare un ultimo saluto e lasciare dei fiori. Dopo questo servizio noi cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo invece a Mestre, dove c'è per noi il nostro Federico Fusetti, perché è ancora allarme sicurezza a Mestre, dove appunto il nostro Federico si trova in via Carducci, perché nella notte dei ladri hanno distrutto un negozio per rubare la cassa. Ma ci racconta di più il nostro Federico, che vedo già collegato. Buongiorno Federico. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, e come hai detto, con Sandro Ponchio siamo qui in centro a Mestre, la zona è sempre quella, via Piave, via Carducci, qui siamo all'incrocio tra via Carducci e via Felisati, e alle mie spalle Sandro vi sta mostrando questo negozio, un negozio di money transfer gestito da alcuni fratelli bengalesi che hanno avuto la brutta sorpresa di trovarsi il negozio distrutto ieri mattina per il tentativo dei ladri di entrare. I ladri sono riusciti a entrare, hanno però anche fatto dei danni notevoli per cercare di rubare i soldi della cassa, riuscendoci solo in parte. Era qui fino a pochi istanti fa uno dei 3 fratelli che gestiscono il negozio, ha dovuto rientrare perché, come vedete, sono arrivati i tecnici per verificare la situazione della cassaforte, una cassaforte che non sono riusciti a sfondare i ladri, anche se hanno fatto tanti danni intorno, e quindi si sono dovuti, tra virgolette, accontentare pare di circa 2-3 mila euro, che però, ci diceva uno dei titolari, sono stati macchiati dalla vernice, quindi probabilmente anche inutilizzabili. E l'altro aspetto, insomma, così anche abbastanza angosciante, è che sono venuti anche 20 giorni fa i ladri da loro, riuscendo a rubare altri soldi, facendo altri danni, sfondando la porta. Insomma, una situazione davvero difficile e grave questa, soprattutto di questa zona. In attesa magari di capire se uscirà per raccontarci il titolare, io vi ricordo un altro episodio di sicurezza che ovviamente mette a rischio la sicurezza, che è avvenuto all'ospedale di Mestre, dove proprio poche ore fa un uomo è arrivato al pronto soccorso decisamente agitato, è stata chiamata la polizia. Gli agenti a fatica sono riusciti a riportarlo alla calma, poi l'hanno perquisito, gli hanno trovato 50 grammi di cocaina addosso, quindi è stato arrestato, e quindi altro ennesimo episodio che ha messo in uno stato di preoccupazione i residenti veneziani. L'altro episodio di questi giorni è quello di Giacomo Gobbato, cioè la vittima del rapinatore che stava cercando di aggredire una donna. Lui l'ha difesa, lo sapete ormai com'è andata, è una vicenda per la quale ci sono state già delle manifestazioni di solidarietà, ce ne sarà un'altra sabato pomeriggio organizzata dal centro sociale Rivolta, che chiede più attenzione alla sicurezza naturalmente, e vi ricordo che oggi ci sarà l'autopsia di Giacomo Gobbato, e l'altra notizia, diciamo, importante di questa giornata. Ecco, i tecnici qui stanno andando via, però non so se riusciamo a parlare con qualcuno. Mi scusi, posso chiederle com'è la situazione di sicurezza qua a Mestre? Pessima. Lei è residente qui della zona? Sì.
arrabbiato? Nel senso che non gira gente strana, bivacchi in giro. Hanno spaccato questo negozio, è normale, è diventato quasi normale. È diventato normale, sì. E quale potrebbe essere un rimedio? Più controlli? Dovrebbe esserci più forze dell'ordine che intervengano di più, che siano più presenti, ce ne vogliono forse di più. C'è un po' di paura tra voi residenti? Insomma, non siamo particolarmente rilassati, anche perché questa era una parte molto tranquilla di Mestre, adesso Via Piave credo che sia uno dei posti peggiori di tutto il Veneto. C'è spaccio, clandestini. Sì, è una situazione che si conosce. Bisognerebbe prendere dei provvedimenti, chiaramente. Grazie mille, grazie della testimonianza. Ecco Edi, avete sentito, questo era un passante che è in realtà un residente della zona. Ecco, dicevo di Giacomo Gobbato, quindi autopsia per oggi. Allora io e Sandro Ponchio vi salutiamo e vi invitiamo a vedere questo servizio di Filippo Fois che fa un po' il riassunto della situazione proprio sulla tragedia di Giacomo Gobbato. La Procura di Venezia ha disposto l'autopsia sul corpo di Giacomo Gobbato, il 26enne accoltellato e ucciso venerdì notte in Corso del Popolo a Mestre, mentre assieme ad un amico tentava di sventare una rapina. Eseguita l'autopsia, arriverà il nulla osta ai funerali che la famiglia intende celebrare a Jesolo, loro paese d'origine. Intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere il 38enne moldavo, fermato poco dopo l'accoltellamento mentre cercava di derubare una turista. Il sindaco Luigi Brugnaro ha incontrato i 3 albanesi che hanno fermato il moldavo, dedicando anche un pensiero alle vittime dell'aggressione. Certamente le nostre porte sono aperte, l'abbraccio di padre davvero, ma anche al ragazzo che è stato accoltellato, davvero a lui e a tutti i suoi amici, davvero lo dico con emozione, ma veramente mi dispiace tanto, cioè una roba, una vita a 26 anni persa così, cioè non ci sono parole davvero, questo al di là di tutte le facciate, vogliamo dire. Dopo una prima manifestazione sul luogo dell'omicidio il pomeriggio seguente il dramma e la veglia di preghiera organizzata dalla parrocchia Sacro Cuore, sabato pomeriggio il centro sociale Rivolta di Marghera, di cui Gobbato era attivista, ha annunciato una manifestazione per le vie di Mestre. Sebastiano Bergamaschi, il 25enne intervenuto con Giacomo quella notte, si sta riprendendo dalle ferite subite. Ha detto che inseguirebbe quell'uomo altre 1000 volte, perché per lui e Giacomo non era possibile girare la testa dall'altra parte. A Mestre c'è un contesto di degrado che si è tradotto in una guerra tra poveri, ha spiegato, un fenomeno sociale che non si risolve militarizzando la città. Se la proposta è pensare che questo tipo di delinquenti venga convinta da un assistente sociale, vi state sbagliando. Posso dirlo, sono libero di dire che siete liberi di dire che pensate così, però state sbagliando e la realtà vi sta dimostrando il contrario, perché noi li abbiamo gli assistenti su strada, ci sono, abbiamo messo telecamere dappertutto e continueremo a metterne, abbiamo aumentato il potere delle luci, l'abbiamo messo, abbiamo rafforzato i vigili urbani, abbiamo fatto centrali. Continuiamo a lavorare giorno e notte, tant'è che tutti ce lo riconoscono che la polizia locale c'è dappertutto. Io non sono quello che dice è colpa di questo, è colpa di quello, è colpa di tutti, è responsabilità di tutti noi, di tutti quanti. Ognuno avrà la sua, ognuno si faccia il suo esame di coscienza. Certamente così le cose devono cambiare. E dunque questo il punto sulla situazione a Mestre. Ancora la cronaca e ci spostiamo questa volta a Schio, dove c'è per noi il nostro Daniele Garbin, una rissa tra stranieri, un ragazzo di 22 anni in ospedale che attualmente sarebbe in gravi condizioni. Daniele, aggiornaci, buongiorno. Buongiorno a te e ai tuoi telespettatori, confermo, siamo a Schio, proprio a poca distanza dal centro, questa è via Santissima Trinità e in questa zona i residenti, ci abbiamo sentito fino ad ora, sono allarmati per quello che è successo ieri pomeriggio verso le 18, praticamente una discussione nata casualmente sempre tra 2 ragazzi ventenni stranieri, uno di Tiene e uno residente a Schio, è degenerata in una vera e propria lite furibonda, insomma una zuffa, per futili motivi sembra, e si è proprio sviluppata qui in questa via Pietro Maroncelli. Chiedo al collega Simone Squarcina di riprendere proprio a terra, ci sono ancora il segno del sangue di quello che pur essendo stato lavato ieri e pulito ancora è presente questa mattina. Il ragazzo che ha avuto la peggio è questo ragazzo di 20 anni di Tiene, portava gli occhiali, in questo momento è ricoverato all'ospedale di Sant'Orso in gravi condizioni, ecco, di più non si sa al momento. Quello che sorprende un po' tutti è che chiedono anche maggiore
sorveglianza e alle forze dell'ordine è che questo fatto sta allarmando la zona, le persone sono preoccupate, qualcuno lo vede come la punta di un iceberg perché dicono che bande, baby gang, ci sono in città e a poca distanza da qui c'è un parco giochi. E quindi temono che possa essere un modo, una recrudescenza di questo fenomeno dove in poco tempo si possa passare le vie di fatto. Ecco, da questa parte c'è proprio l'officina che il mio collega sta riprendendo, proprio ieri è stato lui a vedere, assistere alla scena, il meccanico, e a lanciare l'allarme ai carabinieri che sono intervenuti e che hanno poi anche avvertito il SUEM che ha soccorso e ricoverato il ragazzo. Da quello che sappiamo, che abbiamo sentito anche il sindaco proprio per farlo intervenire, è che sembra che sia stata una discussione tra due ragazzi, ecco, diciamo così, non un fatto di criminalità. Questo è quello che viene riportato dal sindaco e noi lo trasmettiamo a voi. Ecco, ovviamente i carabinieri stanno indagando per capire meglio. In questo momento però un ragazzo è ricoverato in gravi condizioni, lo ricordiamo, all'ospedale di Sant'Orso. Per il momento è tutto, restituisco la linea. Grazie Daniele per questi aggiornamenti, grazie ovviamente sempre ai colleghi che si trovano ogni giorno sul territorio del Veneto per raccontarci gli stretti avvenimenti di cronaca e non solo da tutto il territorio. E come dicevo in apertura di prima edizione, torniamo a parlare di maltempo dopo questa ampia pagina dedicata alla cronaca e ci spostiamo nel Trevigiano, andiamo precisamente a Preganziole e Casier perché sono stati tanti gli allagamenti e i conseguenti danni provocati dalla forte ondata di maltempo, tantissimi millimetri di pioggia caduti in poche ore che hanno di fatto trovato le persone, sorpreso le persone che quindi non erano attrezzate per questo evento eccezionale. Ricostruiamo cosa è successo con il servizio di Lina Paronetto. Danni e danni e danni, tutto da buttare via. Un disastro, guarda. Disastro. Via Micheletto a San Trovaso, Rino Gritti, storico fondatore dell'omonimo panificio di Via Montello a Treviso, racconta di non ricordare una violenza dell'acqua tale. Taverna allagata e lo stesso il garage, così anche dai vicini. Siamo a poche centinaia di metri dal sottopasso di Via Franchetti, accanto alla stazione ferroviaria, completamente allagato e poi riaperto in tarda mattinata dopo la pulizia del manto stradale dal fango. Più complesso lo svuotamento del sottopasso di Via Baratta Nuova, chiuso nella notte con buona pace degli automobilisti costretti a tornarsene indietro. Immagini impressionanti sul posto, aziende specializzate contattate dal comune. Quando capitano le bombe d'acqua, poi presumo che hanno tolto anche la corrente per problemi tecnici, si sono fermate le pompe e logicamente si è riempito il sottopasso. I primi dati che siamo riusciti a raccogliere da ARPA ci parlano di 70 mm circa in meno di un'ora. Ha prodotto delle situazioni di sofferenza che non abbiamo mai visto nel nostro territorio. Immediata l'attivazione del centro operativo comunale e la mobilitazione della protezione civile. Ci sono stati vari interventi in alcune località del territorio, sia su Frescada che in zona Borgo Verde che a San Trovaso, con la prontezza appunto delle squadre che si sono subito messe all'opera. Frescada, via Quintino Basso, cumuli di rifiuti, quelli sparsi dalla violenza dell'acqua. Bidoni dappertutto, rovesciati e sì, noi un po' di acqua in taverna da mia suocera, sì. Piani interrati, garage, tutto sott'acqua. In strada era tutto allagato e la strada era un torrente in piena e mi sono spaventato, sono corso giù al piano di sotto e ho visto che l'acqua qui aveva allagato tutto il garage ed è entrata dalla finestra della taverna, per cui mi ha allagato anche tutto il piano di sotto e ho avuto 1,5 metri d'acqua in casa. Poco più avanti la protezione civile di Preganziola alle prese con l'allagamento dell'interrato di un condominio. Stiamo pian piano tirando fuori tutta l'acqua che c'era. Il livello si vede benissimo sul muro che vede là. Ecco, questo era quanto? Stanotte a mezzanotte circa, in strada avevamo circa una quarantina di centimetri di acqua sulla strada, significa qua completamente sotto. Strada di confine con Dosson, via Basso. L'acqua è arrivata anche nella sala consiliare del comune di Casier. Abbiamo avuto anche qui un'infiltrazione d'acqua dall'esterno dove, che essendo in parte seminterrata, ha fatto quei 3 mm di acqua su tutto il pavimento che adesso stiamo prosciugando, e oltretutto questa mattina ho dovuto anche sospendere per questo giorno la materna, abbiamo dovuto lasciarli a casa proprio perché anche lì ci sono state delle infiltrazioni. Via Basse, ma anche via Zermanesa. È stradipato qua il fosso, questo, il fossato questo. Disastro.
È la prima volta che capita, signora? No, succedeva molti anni fa, ma non in questa mole, in questa dimensione. Adesso vede, stiamo tentando di recuperare. Sì, ma c'è un lavoraccio là da fare. Qui il problema è tutto il fosso, cioè la mancanza di pulizia di questo fosso qua dura da 30 anni. E il tappo dopo va a crearsi là, prima della grata. E tu guardi, adesso c'è di tutto. Via Manzoni, via Giovanni XXIII, anche qui taverne e garage invasi dall'acqua. I danni sono importanti, a noi si è staccato completamente il pavimento in laminato che avevamo nell'area appunto della tavernetta palestra nel nostro caso, e in più tutte le cose che erano stivate, tra cui vestiti, materasso e quant'altro, sono da buttare completamente. Anche noi qui abbiamo una taverna, ma l'acqua c'è entrata dall'altro lato, quindi mobili, armadietti e quant'altro sono da buttare. Dunque questa è la situazione tra Preganziol e Casier nel Trevigiano, e sono immagini che ci arrivano direttamente dal coordinatore della Protezione Civile, quelle che vediamo ora in onda, Riccardo Mastronicola. Sono questa mattina il contingente della colonna mobile regionale della Protezione Civile del Veneto è partito infatti da Faenza e Brisighella per rientrare al termine delle attività assegnate. Erano partite infatti domenica mattina alcune squadre già nelle prime ore dell'emergenza in Emilia Romagna. Rimangono 2 squadre a Faenza ed una squadra a Brisighella per terminare dei lavori e poi rientrare nel pomeriggio. La colonna mobile ha operato in Emilia Romagna dalla serata di mercoledì 18 settembre ad oggi 25 settembre. Complessivamente sono state attivate 41 organizzazioni di volontariato che hanno operato con 177 volontari divisi in 2 turni. Le giornate a uomo sono state 530. Il coordinamento della colonna mobile è stato assegnato a 6 funzionali della direzione della Protezione Civile che sono alternati nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme. Provenienza dei volontari, anche questo è interessante da sapere: Belluno 13 volontari, Padova 38, Rovigo 16, Treviso 28, Venezia 22, Verona 33, Vicenza 27. E oggi rientra anche la colonna mobile nazionale dell'ANA che ha operato a Faenza fin dal primo giorno, costituita da una 60ina di volontari ANA, per lo più provenienti dal Veneto. Tanti messaggi di ringraziamento anche da parte dei cittadini, e quindi è bello testimoniare anche la solidarietà di questi corpi in aiuto alle popolazioni colpite. E ancora il maltempo fanno discutere infatti le parole del governatore Zaia, che l'altro giorno ha parlato della necessità di eliminare le nutrie per salvare gli argini dei corsi d'acqua. A Ring lo scontro infuocato con i consiglieri regionali Andrea Zanoni del PD e Gio Formaggio di Fratelli d'Italia. Vediamo. Le nutrie non sono un problema, cioè come ha detto Zaia. La nutria espiatoria non c'entrano niente, sono stati fatti dei nutria ha distrutto la nutria ha distrutto fossi e canali ovunque in Veneto. Allora sai che è la colpa a questo punto? Allora, di chi ha portato la nutria qua, che non era un animale, è stata mollata. Scusami, Formaggio, dimostri. La nutria deve essere sterminata. Sei anche in commissione ambiente, va bene. Vediamo chi parla a voce più alta. Però mi dice una cosa, no, io vorrei che non funzionasse così. C'è un piano di eradicazione delle nutrie del 2021 fatto da Zaia. Allora se Zaia si preoccupa e dice che è colpa delle nutrie, vuol dire che Zaia ha fallito, non sa fare nemmeno l'eradicazione delle nutrie. Perché adesso le nutrie e allora possono uccidere soltanto le sue stesso, anche se come allora anche adesso le nutrie non si capisce. Francis, devo finire. Ho capito, però se mi fa dire una cosa, perché adesso è chiarissimo quello che ha detto, così non si capisce nulla, cioè non arriva neanche il messaggio di questo confronto. Però cosa dice Zanoni che è interessante? Zaia ha fatto un piano nel 2021 di eradicazione completa e questa cosa evidentemente non l'ha applicata. Dice Formaggio, adesso tocca a lei, che qui adesso la possono fare solo le guardie, chi è titolato a intervenire, catturarle, quel che è.
Quindi cos'è? Caccia aperta alle nutrie? Dice che tutti i cacciatori possono uccidere, devono arrivare a poter uccidere le nutrie. E la Coldiretti ha scritto una cosa bellissima. Avrei bisogno di terminare, 5 euro, 5 capito, devo far sentire perché questi sono i presupposti. È stato presupposto. Allora, Treviso, Castelfranco, Torre di Quartesolo l'abbiamo visto adesso. Questa notte sono andati sotto acqua. Bene, non c'entrava la pulizia dei fiumi, non c'entravano le nutrie, non c'entravano gli alberi dei fiumi, non c'entrava l'escavazione dei fiumi, erano bombe d'acqua. Bombe d'acqua perché il clima è cambiato, l'Adriatico è più caldo, c'è più umidità e ci arriva più acqua. Sono i cambiamenti climatici, quindi è inutile trovare sempre una scusante. Non c'è nessun cambiamento climatico e non c'è nessun problema. Volete esasperare le persone. Siamo arrivati al punto che dobbiamo andare via con la macchina elettrica, dobbiamo deindustrializzare l'Europa. Siamo gli unici coglioni che aboliranno entro il 2030 il motore diesel, mentre gli altri mezzo milione di persone in Europa, gli altri 7 miliardi e mezzo, 8 andranno avanti a inquinare e a fare quello che vogliono. Ma come fai a salvare il mondo facendo l'ambientalista solo tu, Nemo? Dai. Insomma, un tema che avete sentito fa discutere, è diventato anche un tema politico. Ci spostiamo sul Corriere del Veneto. Polizze anti-alluvione per 360.000 imprese, il no degli industriali, si distorce il mercato. Le stime, le relazioni in Veneto, Confindustria dice il vero punto è la difesa del territorio attraverso le opere pubbliche. Insomma, eventi atmosferici che poi diventano di fatto anche temi politici su il modo di intervenire in queste situazioni per a livello assicurativo e anche a livello di risarcimenti. E noi invece ora andiamo a Gallio perché il maltempo della notte ha fatto cadere il gallo di Gallio. Tempo e maltempo hanno infierito sul gallo di Vaia, che da quasi 3 anni era stato collocato davanti al municipio di Gallio. Il legname con cui era stato realizzato da Marco Martalar era ormai indebolito dagli agenti atmosferici in condizioni precarie che ne hanno compromesso la solidità. Era stato lo stesso scultore a capire che il gallo non avrebbe avuto un futuro. La sindaca Marinella Sambugaro ha smentito le voci relative ad un presunto atto vandalico dopo aver verificato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'ondata di pioggia e vento che ha investito l'altopiano nel corso della notte ha dato il colpo di grazia. Tra poco con un esperto cercheremo di capire come mai si verificano questi fenomeni di maltempo così intensi, andare a vedere anche più nel dettaglio l'evoluzione di questi fenomeni nel Veneto in questi giorni, ma prima qualche minuto di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in diretta, prima edizione, mercoledì 25 settembre. Come annunciato poco prima della pubblicità, noi andiamo a collegarci con il meteorologo ARPAV Franco Zardini. Buongiorno, saluto e presento intanto, grazie per la disponibilità. Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Grazie. Meteorologo, perché insomma questi eventi, Zardini, sono eventi che di fatto non sono mai anticipati da molto preavviso, che arrivano sempre più di frequente e sempre più forti. Che cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo che i fenomeni intensi, temporali forti, sono sempre stati, presenti anche durante l'estate. I temporali forti sono tipici della pianura padana che rappresenta un bacino particolare e nel quale è favorito lo svilupparsi di questi fenomeni. Certamente bisogna andare a vedere nel corso degli anni e per valutare se c'è un trend in questi fenomeni intensi. Di certo quello che si può dire in generale è che per quanto riguarda le precipitazioni da un punto di vista climatologico non c'è un trend, una tendenza così chiara come può essere per le temperature. Per le temperature c'è un chiaro trend di aumento delle temperature. Per le precipitazioni il discorso è più controverso. Tuttavia il fatto che aumentino le temperature rende disponibile in atmosfera una maggiore energia e soprattutto i fenomeni intensi come i temporali si alimentano proprio dalla presenza di aria molto calda e umida.
Quindi questo aumento delle temperature indubbiamente può favorire una maggior frequenza di fenomeni intensi e soprattutto una concentrazione delle precipitazioni in un numero minore di episodi, ma questi episodi risultano più intensi. Mi spiego, se il totale annuo di precipitazioni anche dovesse rimanere lo stesso, tuttavia questo totale, invece di essere distribuito su un numero significativo di eventi, viene concentrato in un numero minore di eventi e quindi ciascun evento risulta più intenso. Eventi intensi che provocano anche consistenti danni al territorio. Se lei è d'accordo, ci chiedono la linea da Crosara, Bassano del Grappa, i colleghi Vanessa Banzato con Francesca Pezzo, che sono in una situazione abbastanza precaria anche di stabilità della connessione. Per questo diamo subito la linea a loro, perché c'è stata un'importante frana che di fatto sta creando dei danni al territorio circostante. Vanessa, buongiorno, poi li commentiamo insieme al meteorologo. Buongiorno a te Edi e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo nel cuore di Crosara di Marostica, dove a causa delle piogge abbondantissime dello scorso maggio si sono verificate 6 frane, solo proprio qui a ridosso del centro. Sono partiti i lavori di messa in sicurezza di 2 dei 6 episodi franosi, con me il sindaco di Marostica Matteo Mozzo. Sindaco, una situazione difficile, una situazione pesante, però insomma si sta cercando davvero in tutte le maniere di cercare di rimediare a, possiamo definire, un abbandono delle nostre colline, dei nostri territori, dei nostri terreni che sono sempre più a rischio. Sì, di fatto quello che è il nostro territorio una volta era prettamente agricolo, quindi qualsiasi area, fazzoletto di terra esposto al sole era una volta coltivato. Poi naturalmente con l'industrializzazione tutta questa cultura agricola si è andata perdendo, lasciando appunto i fronti che una volta erano coltivati a se stessi, dove piante anche di una certa altezza crescendo mettono in difficoltà la poca terra di deposito che c'è su questi unghioni, su queste pareti fortemente inclinate. Nel mese di maggio abbiamo avuto oltre 64 frane che hanno colpito il territorio comunale di Marostica. Abbiamo lavorato in somma urgenza, stiamo lavorando incessantemente. L'area lavori pubblici di Marostica non ha fatto ferie quest'estate, sono stati tutti precettati per poter andare avanti con le progettazioni esecutive per mettere in sicurezza il territorio. In questo momento ci servono 10 milioni, non sono ancora state assegnate risorse in questo momento al comune di Marostica. Stiamo intervenendo tutto quanto di cassa con le risorse dell'ente, cercando di collaborare con gli enti per lavorare più in economia possibile ove possibile. E sulla frana di Crosara in questo momento si vedono alle mie spalle, sono partiti i lavori in collaborazione con Veneto Agricoltura per l'asportazione, innanzitutto la messa in sicurezza dei fronti alti, quindi la rimozione di tutto quel materiale molto pesante che è su rischio di ulteriore crollo e cedimento in caso di altre bombe d'acqua. Quello che si va a depositare sul fondo, i massi ciclopici vengono spaccati e verranno portati via nei prossimi giorni, insieme anche a terra e materiale. La volontà è quella di pulire tutte le 2 vallette che ci sono alle mie spalle, perché sono 2 valli che si diramano ad un certo punto di una prima più grande. Verranno liberate le briglie in cemento armato che dal punto dove siamo si addentrano in quello che è il bosco per circa 300 metri, e poi verranno realizzate ulteriori briglie sul modello del Trentino Alto Adige in legno e pietra per permettere ai piedi di questi versanti di avere un sostegno solido per tenere appunto in buona staticità i fronti, ma soprattutto permettere all'acqua di drenare, perché questo è l'obiettivo principale. In questo momento ci troviamo su una struttura, una ex struttura che era presente prima, che abbiamo abbattuto per poter permettere ai mezzi pesanti di poter accedere. È stata fatta una struttura in acciaio e cemento armato rimovibile proprio per permettere ai mezzi di poter entrare in qualsiasi momento. Ecco, lei ha accennato alla necessità del almeno 10 milioni di euro che serviranno per mettere in sicurezza l'area. 10 milioni di euro, questa richiesta che arriva non soltanto dal suo comune, in realtà da tutti i comuni che tra maggio e giugno sono stati colpiti da questa ondata eccezionale di maltempo. Sì, di fatto insieme anche al sindaco Marsetti, collega di Malo, abbiamo anche richiesto un incontro con la provincia di Vicenza, i tecnici e tutti gli onorevoli, proprio per poter fare il punto sulla situazione vicentina. Di fatto a maggio, nella prima ondata e nella seconda, noi siamo colpiti la settimana dopo, quindi nella seconda ondata di
fatto su una trentina di comuni ce ne sono almeno 8 che hanno le cifre analoghe di fatto di spese, quindi Malo, Monte di Malo, Isola Vicentina, Schio, quindi sono delle situazioni abbastanza pesanti. In alcuni casi sono stati portati via i ponti. Noi, per quanto riguarda l'idraulica in pianura, nei 6 anni che hanno preceduto l'evento, dove abbiamo amministrato, prendersi anche delle responsabilità non dovute, con anche più di qualche esposto alla mia persona, proprio perché ho deciso di fare taglio piante dove non era consentito farlo, hanno permesso di fatto, col senno di poi, a detta anche dei geologi e degli ingegneri, di non avere nessuna ostruzione sui 6 ponti che passano in centro a Marostica, dove c'è la poca luce, e evitare che quartieri che con una somma totale arrivano a 4.000 persone di andare sott'acqua. Purtroppo siamo in un momento difficile anche normativo, dove tante volte i comitati del no ragionano da seduti dietro il televisore o dietro il PC o per fare manifestazioni per trovarsi. In realtà poi non si pensa mai che da scelte dettate da qualcuno sul non voler fare determinate opere ci va di mezzo la vita degli altri. Insomma, hai sentito, osservato speciale il territorio collinare del Marosticense, al via i lavori, di conseguenza davvero c'è questo impegno importante preso dalla stessa amministrazione per garantire soprattutto la sicurezza delle persone, degli abitanti. Da Crosara di Marostica è tutto, ti ricevo la linea. Grazie mille, torniamo al nostro ospite, al meteorologo Franco Zardini. Ha visto anche lei insomma un terreno, lei poco prima del collegamento dei nostri colleghi con Vanessa dal Marosticense ci stava dicendo tantissimi millimetri di pioggia, tantissima acqua, che di fatto, e lo vediamo, l'ha testimoniato in diretta, il terreno non è abituato, non ce la fa a trattenere tutto in così poco tempo, è corretto? Sì, adesso quello che posso dire è che effettivamente poi il mese di maggio di quest'anno è stato un mese particolarmente anomalo, ma non parliamo soltanto di maggio, anche i mesi precedenti, la primavera di quest'anno è stata caratterizzata da precipitazioni assai significative, e in particolare anche c'è stato un evento quasi alluvionale a fine febbraio, quindi ancora in un mese che è catalogato all'interno dell'inverno, e quindi abbiamo avuto questi numerosi episodi di precipitazioni particolarmente abbondanti in periodi in cui in genere sono meno frequenti. È chiaro che questo ha un impatto notevole sul territorio, e la frequenza di questi eventi indubbiamente può avere un trend in aumento. L'importante però è anche cercare di stare attenti a non ogni volta che c'è un fenomeno intenso parlare di un cambiamento. I fenomeni intensi ci sono sempre stati, quello che va visto è un attimo il trend, cioè collocare questi fenomeni all'interno di una statistica di più anni, ecco. E lo stesso vale per le temperature, per fare un esempio ancora più semplice, cioè è indubbio che c'è un trend di aumento delle temperature, però se un anno, un mese, un episodio c'è particolarmente freddo, certamente non si può dire qui fa molto freddo, quindi non è vero che le temperature aumentano, insomma. Quindi bisogna collocare all'interno di una statistica, di un quadro generale, e come ho detto prima, comunque, per quanto per la precipitazione il trend sia meno chiaro rispetto alle temperature, tuttavia quello che si può dire è che appunto essendoci una maggiore energia c'è una tendenza ad avere un maggior numero di fenomeni intensi con precipitazioni più facilmente concentrate in un numero minore di eventi. Sostanzialmente lei ci sta dicendo il meteo non è il clima, giusto? Esattamente. Cerchiamo di diciamo che il clima è un meteo ripetuto, cioè in un certo senso io devo fare una statistica su quelle che sono le condizioni meteo. Quindi, insomma, e questo per quanto riguarda il trend misurato, dopodiché ci sono i modelli climatologici che mi danno anche il trend previsto per le temperature e per altri parametri. E infatti andiamo proprio a vedere se è d'accordo. Lei ci ha inviato delle diapositive per anche raccontare ai nostri telespettatori un po' il fenomeno di questi ultimi giorni. Non so se riesce a vederle anche lei. Sì, le riesco a vedere bene. Proviamo a spiegare cosa stiamo vedendo.
Esatto, allora qui stiamo vedendo le precipitazioni dell'altro giorno, del 23-24, e sostanzialmente sono state concentrate in 3-6 ore nella serata del 23, e quella che vediamo a sinistra è la distribuzione delle piogge quantitativi sul Veneto, dove si vede che c'è appunto una fascia di precipitazioni che va dal Veronese sud-occidentale, passa attraverso il Vicentino centro-sud, l'Alta Padovana e poi va a investire il Trevigiano. Si è trattato di un episodio misto in cui ci sono state sia precipitazioni temporalesche di forte intensità, sia delle precipitazioni legate un po' al flusso un po' più persistenti. E in pratica noi abbiamo avuto diversi temporali e alcuni di questi si sono spostati lentamente, e in alcuni casi questi temporali sullo stesso territorio hanno avuto più di un passaggio di temporali, e questo ha fatto sì che se noi mescoliamo l'intensità, uniamo l'intensità dei fenomeni con la loro persistenza o ripetizione, andiamo ad avere dei quantitativi che vediamo a destra, che per molte stazioni sono stati tra gli 80 e i 100 mm, con un picco a Grumolo delle Abadesse del Vicentino di 132. In genere i temporali passano anche abbastanza velocemente, quindi mi possono fare 30, 40, anche 50 mm in un'ora, però se poi invece questi temporali si muovono lentamente o in una stessa zona ho più di un temporale ripetuto, ecco che i quantitativi molto facilmente possono passare anche su valori, come abbiamo visto, 80, 90, 100 mm. Tutto questo... Si tratta comunque di valori particolarmente significativi, ad esempio Grumolo delle Abadesse nel Vicentino, se noi andiamo a vedere la precipitazione media sul Vicentino in settembre in alcune stazioni è di circa 125 mm nel mese di settembre, la media delle precipitazioni. E qui in un evento di 3-6 ore a Grumolo delle Abadesse abbiamo avuto più della precipitazione media di tutto un mese, quindi l'evento è stato senz'altro un evento molto molto significativo. Passiamo appunto a questa slide in cui ci raccontava anche i valori. In 15 minuti vediamo tantissimi millimetri di pioggia, perché proviamo a quantificare, cioè nel senso proviamo a spiegare anche ai telespettatori, 50-60 millimetri sono tantissimi se ovviamente circoscritti a un territorio localizzato. Sì, allora in queste due tabelle, quella a sinistra e quella a destra, volevo evidenziare alcuni valori significativi. Quella a sinistra ho messo la pioggia in 15 minuti per evidenziare l'intensità del fenomeno temporalesco. Il fenomeno temporalesco in poco tempo mi può scaricare dei quantitativi di precipitazione veramente significativi, e qui abbiamo avuto tutta una serie di stazioni, ma parecchie, e soprattutto sul Trevigiano, che hanno avuto più di 20 mm in 15 minuti. Poi quello che dicevo è che questi fenomeni, però a volte questi fenomeni si verificano, il temporale passa, mi fa 20-30 mm, anche concentrati in 15 minuti, mezz'ora, e non c'è un grosso impatto sul territorio. Mentre in questo caso specifico i temporali, le precipitazioni sono durate più a lungo, i temporali si sono mossi più lentamente, in alcune zone ho avuto due passaggi, poi lo possiamo vedere con una slide successiva, due passaggi successivi, e quindi i quantitativi di pioggia sono diventati immediatamente molto significativi, con un impatto forte sul territorio. Tutto questo perché c'è molta più energia nell'atmosfera, giusto? Sì. Questo, c'è più energia nell'atmosfera, l'aumento delle temperature fa sì che complessivamente ci sia più energia in atmosfera. Dopodiché, come questa in una singola zona possa favorire un singolo fenomeno o meno, questo è da vedere, però soprattutto per i fenomeni temporaleschi un elemento, come dicevo prima, per avere dei fenomeni intensi è quello che noi chiamiamo il carburante. Il carburante dei temporali è l'aria molto calda e umida che si trova nei bassi strati. Ora è chiaro che se le temperature sono elevate questo carburante è maggiore e quindi potenzialmente l'intensità dei fenomeni è maggiore.
E dovremmo andare avanti con qualche slide perché sì, mi dica lei. Andando velocemente verso le ultime, quelle sulle temperature, volevo evidenziare che noi veniamo da un'estate particolarmente calda, cioè eccolo qua, se va quella prima forse, eccolo qua, questa è la temperatura media registrata in genere sulla regione nel bimestre luglio e agosto. Che cosa vediamo? Che in questi 2 mesi il 2024 è stato l'anno più caldo della nostra serie trentennale, superiore anche al famoso 2003, quando, se vi ricordate, c'è stata quella famosa ondata di calore che ha creato in tutta Europa molti problemi e anche purtroppo parecchi morti. Ecco. E guardando quella successiva vediamo che anche un altro parametro sono le temperature minime maggiori di 20 gradi, vengono chiamate notti tropicali, sono quelle notti in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi. Anche qui c'è un trend ancora più significativo che si vede e l'anno 2024 risulta veramente eccezionale. Quindi è chiaro che tutto questo ha un effetto e anche un altro aspetto da considerare di quest'estate calda è che questo ha portato a un forte riscaldamento del Mediterraneo. In particolare in Adriatico in alcune occasioni si sono raggiunti anche i 30 gradi di temperatura. Quindi c'è molto carburante e poiché il mare accumula questo carburante e poi lo rilascia molto più lentamente, ecco che avere avuto durante l'estate e ancora adesso un mare molto caldo può favorire appunto il verificarsi di fenomeni intensi sia nel mese di settembre e anche poi nei mesi successivi autunnali. E anche perché, ad esempio, in questo evento abbiamo avuto proprio un flusso nei bassi strati di correnti meridionali che quindi portavano dall'Adriatico dell'aria calda e umida. E questo è appunto uno dei motivi per cui i fenomeni temporaleschi sono stati particolarmente intensi. Senta, lei ci sta un po' dando anche delle indicazioni su quello che sarà l'autunno, oppure non possiamo fare previsioni? No, non possiamo fare previsioni, ci sono delle previsioni a lungo termine che ancora stanno migliorando, però non hanno ancora una grande attendibilità. Quindi anche, ecco, certamente un concetto generale è che avendo avuto un'estate molto calda e con un Mediterraneo che si è riscaldato, potenzialmente c'è a disposizione più energia per gli eventi, come dire, per le tipiche precipitazioni autunnali. Questo potenzialmente dico, perché poi bisogna appunto verificare a più breve scadenza se effettivamente ci saranno questi eventi e meno. Per cui sottolineo la parola potenzialmente. Potenzialmente c'è la possibilità di eventi significativi proprio per questo accumulo di energia sul bacino del Mediterraneo. Energia che, perdoni l'ignoranza, è anche la causa di tutti i fulmini che noi magari vediamo adesso con la slide, se la regia, grazie Mattia, mi dà una mano, vediamo essere caduti su Treviso, corretto? Sì, questa è una mappa dei fulmini, comunque i fulmini, l'energia va a pilotare sostanzialmente i temporali, a favorire appunto i temporali intensi nel momento in cui un temporale intenso è spesso caratterizzato da un gran numero di fulminazioni, quindi diciamo non c'è un legame diretto tra l'energia e i fulmini, ma tra l'energia in un certo senso e i temporali forti. Ecco. In questa immagine è quella delle 23:50, avevamo evidenziato proprio sulla parte del Trevigiano, vedete che è un'area molto estesa, quelli pallini rossi indicano i fulmini più recenti, i pallini di altri colori indicano che in quelle zone ci sono stati dei fulmini che però poi il temporale si è spostato e quindi sono diciamo più vecchi. Però vedete che la zona è piuttosto vasta e vedete che proprio il Trevigiano è stato anche interessato insieme al Vicentino, in questa immagine non si vede ma in precedenza Vicentino e Padovano in particolare. Ecco, questa qui è quella che dicevamo sul Vicentino. Questo è il primo passaggio che c'è stato
alle 19:50 circa, e se andiamo sulla slide successiva vediamo che appunto la stazione di Grumulo delle Abadesse, che aveva registrato i massimi di cui parlavo prima di 132 mm, superiori alla media di tutto settembre, e quello che dicevo prima, cioè vediamo, questa è la precipitazione oraria, vediamo due picchi, che vuol dire che ci sono stati due passaggi e ciascuno di questi ha determinato una precipitazione oraria di 50 mm, per cui sommando il tutto alla fine vengono fuori quei 100-130 mm per questi due passaggi. Mentre sulla parte successiva, che poi il sistema è transitato e ha interessato soprattutto l'Alta Padovana e il Trevigiano, lì abbiamo avuto non due passaggi, ma abbiamo avuto un passaggio più lento con una certa persistenza delle precipitazioni. Anche qui abbiamo avuto, vedete, un solo picco di precipitazione oraria superiore ai 40 mm, e un totale poi di 92, che vuol dire che poi anche se non vediamo altri picchi, le precipitazioni hanno continuato sia prima che dopo di questo picco a insistere sulla zona fino a totalizzare quei 90 mm come totale di precipitazione. Ecco. Chiarissimo. Ascolti, una domanda che volevo farle. Come mai vengono colpiti maggiormente dei territori piuttosto che altri? C'è un perché? Allora, sì. Questo dipende. Allora, per quanto riguarda diciamo, le precipitazioni autunnali, sono legate a un flusso di correnti meridionali calde e umide che va a impattare sulle prealpi, sulla montagna, si solleva e condensa, dando origine alla precipitazione e quindi determinando della precipitazione proprio che si scarica soprattutto sulla barriera prealpina. È quello che noi chiamiamo l'effetto Stau, e questo è tipico degli eventi autunnali, per cui per questo tipo di eventi le zone che sono maggiormente interessate sono tutte le zone prealpine, pedemontane e alta pianura, proprio per questo motivo, che l'aria calda e umida viene, quando incontra la barriera, viene forzata a sollevarsi e condensa, il vapore acqueo condensa, e abbiamo le precipitazioni che si scaricano soprattutto in quelle zone. Se infatti guardiamo la distribuzione anche annuale delle temperature sul Veneto, si vede che si va da dei massimi proprio sulla parte prealpina e pedemontana, sulla zona meridionale del Rodigina abbiamo dei minimi, e poi sulle Dolomiti abbiamo ancora delle precipitazioni, però meno intense delle prealpi, perché una parte delle precipitazioni si è scaricata prima. Questo per quanto riguarda, come dire, il regime un po' autunnale e generale delle precipitazioni e la distribuzione sul Veneto in generale. Per quanto riguarda i temporali hanno effettivamente alcune zone a volte privilegiate, fermo restando che il temporale è un fenomeno estremamente irregolare e quindi può colpire zone diverse, presenta veramente una grande irregolarità e ancora una certa prevedibilità. Tuttavia sono un po' più frequenti in certe zone, e questo è legato spesso a quello che è il meccanismo di innesco. Mi spiego. Abbiamo detto che, come parlavamo prima dell'energia come il carburante per i temporali, se noi pensiamo a un fuoco ci dobbiamo avere la legna, e però poi questa legna la dobbiamo anche accendere, dobbiamo con il cerino. Anche per i temporali il carburante è l'energia, però questa è l'aria calda e umida che c'è nei bassi strati, però bisogna che quest'aria calda e umida venga in qualche modo attivata, venga sollevata per poi dare origine a condensare, dare origine alle precipitazioni. Ecco, uno dei meccanismi che determina l'innesco dei temporali sono ad esempio le convergenze dei venti. Allora, quando noi troviamo ad esempio dei venti che vengono dal mare da sud-est e invece sulla fascia pedemontana abbiamo a volte una circolazione di nord-est, ecco che questa diversità del flusso dei venti favorisce l'innesco di fenomeni temporaleschi.
Ascolti. Per cui, ad esempio, anche a settembre è il mese in cui sono stati più frequenti i fenomeni proprio alluvionali. Non so se ricordate, non mi ricordo se nel 2006-2007 a Marghera c'è stata un'alluvione particolarmente significativa, ma molto spesso anche sulle zone costiere ci sono stati fenomeni particolarmente intensi. Non è stato questo il caso, perché in questo caso la costa non è stata interessata, ma in genere a settembre spesso degli eventi forti sulla costa, e questo è legato proprio, uno, alla vicinanza al mare caldo, e due al fatto che c'è una convergenza tra dei venti di scirocco o dal mare, appunto sul mare verso la costa, e dei venti invece che vengono da ovest o da nord-est nell'entroterra. Guardi, l'ultima domanda prima di lasciarla: si può parlare, lei prima ci diceva, è difficile parlare di un cambiamento perché bisogna analizzare un trend, ma di fatto tutta questa energia, tutto questo calore è determinato da un cambiamento climatico mondiale in atto? Allora, è una cosa che si può dire, e che anche proprio è anche nei nostri dati sulla regione Veneto, l'aumento delle temperature è senz'altro un fatto, come dire, assodato, e l'aumento delle temperature a scala globale, come dico, è responsabile di questo potenzialmente di maggiore energia. Poi come questa venga declinata a seconda del territorio e così via, se effettivamente dà origine a dei fenomeni intensi, però indubbiamente avere maggiore energia può favorire anche una maggior frequenza dei fenomeni intensi. Sul Veneto abbiamo avuto in circa 30 anni un aumento delle temperature di 1,5 gradi, che vuol dire 0,5 gradi, mezzo grado ogni 10 anni, che sembra poco, perché uno dice vabbè, la temperatura mezzo grado cos'è, ma da un punto di vista globale e climatico è un trend estremamente significativo. Franco Zardini, meteorologo ARPAV, grazie per essere stato con noi, di queste precisazioni puntuali, di queste spiegazioni così dettagliate, in modo che abbiamo potuto cercare di dare anche ai nostri telespettatori dei riferimenti sul perché e come accadono questo tipo di fenomeni che stanno coinvolgendo in questi giorni tutto il Veneto. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi e spero di essere stato abbastanza utile. Ecco. Grazie, e noi con questo invece ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e ci vediamo tra poco. Di nuovo in diretta in studio, prima edizione per questi ultimi minuti insieme fino alle 13:30. Proseguiamo con la cronaca dopo quest'ampia pagina dedicata al maltempo e andiamo a Padova, perché c'è stata una lunga scia di incidenti proprio in provincia e si terranno venerdì prossimo alle 10 nella chiesa parrocchiale di Ronchi di Casalserugo i funerali di Filippo Friso, conosciuto da tutti come Pari, del 47enne morto sabato scorso dopo essere uscito di strada in sella alla sua moto lungo la provinciale 30 in via Sperona a Casalserugo. L'incidente è accaduto intorno alle 21:30 mentre l'artigiano viaggiava lungo la strada diretto in pizzeria dove lo stava aspettando il fratello. Dunque questo da Padova, e rimaniamo nel Padovano con il servizio realizzato da Chiara Gaiani sui superbonus. Comparirà in aula davanti al giudice dell'udienza preliminare il 16 gennaio prossimo l'impresario di Casalserugo accusato da una coppia residente ad Albignasego di aver incassato i crediti del superbonus edilizio senza completare i lavori nella loro abitazione. Secondo quanto ricostruito sinora, il 56enne avrebbe incassato crediti d'imposta per oltre 220.000 euro. Una vicenda che risale a 3 anni fa, quando la coppia si rivolge all'impresario per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica della loro bifamiliare. Al 56enne viene versata una prima somma, poi si decide di ricorrere al superbonus. Secondo quanto dichiarato dai coniugi, prima ai carabinieri, poi alla Guardia di Finanza, l'impresario avrebbe incassato i loro crediti producendo falsa documentazione, da qui l'avvio del procedimento. Il 56enne deve rispondere dell'ipotesi di reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nel frattempo i lavori nell'abitazione sono ancora per buona parte incompleti. Dopo la prima udienza, la lettera uscita a stralcio alcuni mesi fa che Turetta ha scritto ai genitori dal carcere tedesco.
Adesso sono nel carcere di Halle, mi sono fatto arrestare l'altra sera, non riuscivo più a suicidarmi e dopo giorni ho deciso di costituirmi. Inizia così la lettera, già pubblicata a stralci nei mesi scorsi, che Filippo Turetta ha scritto ai suoi genitori Nicola ed Elisabetta a 2 giorni dall'arresto in Germania, una settimana dopo aver ucciso Giulia Cecchettin. Il 22enne di Torreglia continua raccontando passo dopo passo in maniera precisa ciò che è accaduto dal momento dell'arresto. Le foto segnaletiche, le impronte, i vestiti nelle buste di plastica fino alla notte in una che, si legge, penso essere una stanza di isolamento. Poi i campioni di DNA e l'incontro con l'interprete che definisce molto cordiale. Ma una volta raccontati i tecnicismi, Turetta si lascia andare e mette nero su bianco le sue paure e i rimorsi. Finora qui in Germania sono stati tutti molto professionali e bravi, nessuno mi ha picchiato o torturato, ho un po' di paura a tornare in Italia anche per questo. Ho generato tanto odio e rabbia, mi merito tutto questo dopo quello che ho fatto. Non sono neanche riuscito a uccidermi, vivrò la mia intera vita in carcere adesso. E in tutto questo, soprattutto, ho perso la persona più importante della mia vita, che è tutto per me e a cui da 2 anni penso ininterrottamente ogni giorno, la persona più bella e speciale io potessi mai incontrare in tutta la mia vita, e tutto questo per colpa mia. Poi Turetta scrive ancora: mi merito tutto questo, io non sono cattivo, lo giuro, e so che nonostante adesso sia difficile, voi possiate credermi e lo avete sempre visto con i vostri occhi. Ogni momento penso che vorrei tornare indietro, non esiste perdono o qualcosa del genere per questo, e io non lo voglio, non lo merito. Ho rovinato la vita a tante persone, troppe, senza averci pensato prima. Spero che nessuno vi giudichi negativamente. Capirei e accetterei se d'ora in poi voi vogliate dimenticarmi e rinnegarmi come figlio. Vi ho già causato troppo dolore e sarebbe probabilmente la scelta migliore per il proseguo della vostra vita. Penso che probabilmente sarebbe meglio un figlio morto che un figlio come me. Ve lo giuro, se solo avessi qui con me un pulsante di suicidio istantaneo non avrei esitato oltre un nanosecondo a premerlo. In più punti il 22enne evidenzia come abbia tentato il suicidio senza però riuscirci. Tutti questi giorni che sono scomparso non volevo fuggire, desideravo solamente riuscire ad uccidermi. Sono un codardo e un debole e purtroppo non ce l'ho fatta. Ho provato a soffocarmi con un sacchetto di plastica. Volevo fare un incidente mortale. Il metodo che mi sembrava essere il migliore era coltellarmi in qualche modo. Invidio molto quelle persone perché hanno avuto un grande coraggio a fare un gesto simile, a differenza mia. Sono stato la maggior parte delle ore, gli ultimi giorni, seduto in macchina, puntandomi il coltello alla gola o al torace, aspettando di riuscire a sferrare i colpi. Vorrei solo sparire in un buco nero facendomi ingorgitare dall'oscurità. Non voglio vedere o parlare con nessuno dopo quello che ho fatto e spero sia così, anche se so che dovrò affrontare un processo. Mi farei anche dare tutti gli anni possibili piuttosto di andarci, ma purtroppo so che non si può. Alla prima udienza, infatti, Filippo Turetta non c'era. Comparirà davanti alla Corte d'Assise il prossimo 25 ottobre e con tutta probabilità il 3 dicembre conoscerà la sua condanna. E la Procura di Treviso ha chiuso le indagini sull'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne di Riese Pio X, per il quale è stato arrestato il cittadino kosovaro Bujar Fandaj, 40 anni. L'omicidio avvenne il 19 dicembre scorso nell'abitazione della donna, che era incinta e che venne sorpresa e accoltellata a morte. Le ipotesi di reato sono di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, della precedente relazione affettiva e del fatto che la vittima era incinta. Non sarebbe contestato lo stalking relativamente alla denuncia che Vanessa aveva presentato contro Fandaj, per cui la Procura si riserva l'archiviazione. Vi è tuttavia anche il reato di revenge porn per alcune immagini intime mandate dall'indagato al compagno della donna, Nicola Scapinello. Ora cambiamo invece decisamente argomento e parliamo di sport. Calcio, l'accordo storico Treviso-Riad per l'arrivo di 2 giovanissimi talenti nelle fila under 17 del Treviso. Numero 8 e numero 11, maglia rigorosamente bianco-celeste. I volti sorridenti nella foto sono quelli di Naif e Feser, 14 e 16 anni. Sono i 2 ragazzi scelti dalla Mahad Academy per approdare al Treviso Football Club. Il primo progetto underage in Europa porta proprio il nome di Treviso, con un accordo firmato ad agosto che per tutta la stagione porterà ad allenarsi con le giovanili 2 ragazzi che alloggeranno e studieranno presso il campus di Each Farm. I dettagli dell'accordo sono stati presentati questo pomeriggio
pomeriggio Riyadh nel corso di una conferenza stampa. Seduti al tavolo accanto ai giocatori Francesco Saruggeri, presidente del Treviso Football Club, e Alessandro Botterra, vicepresidente. A loro fianco l'omonimo della MAD Academy, Mike Puig. Abbiamo trovato unitarietà di intenti, non solo a livello di progetto sportivo, ma soprattutto sul concetto di far crescere dei ragazzi, prima di tutto come uomini, e quindi abbiamo trovato l'intento anche di unire allo sport la parte scolastica. In qualche modo siamo riusciti a mettere insieme alcuni elementi che nel nostro consiglio di amministrazione erano di fondamentale importanza: internazionalizzazione, settore giovanile, crescita professionale di uomo. Un percorso che inizierà la prossima settimana per portare i due talenti in Italia. Dall'arrivo dei giocatori muoverà poi i primi passi, ma non esclude di arrivare a formare nelle fila del Treviso Football Club anche i campioni della nazionale araba. Questo speriamo che con la collaborazione anche di Treviso fra qualche giorni, anni, alcuni di questi ragazzi diventeranno professionistici in calcio, chissà se giocare per il Treviso oppure per una squadra professionistica in Arabia Saudita, ma poi alla fine il nostro obiettivo è che questi ragazzi giocano per la nazionale di Arabia Saudita. Invece adesso il cinema. Vermiglio di Maura Del Pero è il film che l'Italia candida alla selezione per l'Oscar come miglior film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 18 titoli, tra cui il favorito Partenope di Paolo Sorrentino. Nella riunione che si è svolta ieri presso l'Anica del Comitato di Selezione, Vermiglio ha vinto il Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Accademia, che sarà resa nota il 17 dicembre 2024. L'annuncio delle nomination è previsto per il 17 gennaio 2025, mentre la cerimonia degli Oscar sarà il 2 marzo 2025. Il film è stato scelto per la sua capacità di raccontare l'Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali. E ora invece torniamo nel Trevigiano, 10 giorni di eventi in vista delle celebrazioni della festa di San Francesco, patrono d'Italia. Al centro il complesso appunto di San Francesco a Treviso, con una serie di iniziative rivolte alla comunità. Il messaggio modernissimo di San Francesco d'Assisi, fatto dei valori universali della fraternità, della solidarietà, della pace e del rispetto del creato. Il 4 ottobre si festeggia il patrono d'Italia ed anche quest'anno la celebrazione si concretizza a Treviso in una serie di eventi e di iniziative ospitate dal complesso di San Francesco. Proprio di pace vorremmo parlare in questa solennità di San Francesco, che cerchiamo proprio di promuovere qui a Treviso, nella nostra chiesa, proprio come occasione, questa festa, attraverso iniziative varie, di far capire che il messaggio evangelico che Francesco ha annunziato, ha vissuto, ha testimoniato, è un messaggio fondamentale e abbiamo bisogno di questo messaggio. E come ad Assisi ogni anno una diversa regione d'Italia porta l'olio per la lampada votiva sulla tomba del santo, a Treviso l'iniziativa è stata riproposta coinvolgendo i comuni della cintura urbana. L'anno scorso è toccato a Treviso, quest'anno sarà il comune di Carbonera. Molte le iniziative religiose e non solo. Che vanno dal concerto poetico di Erika Boschiero, piuttosto che dal 4 ottobre sera un grande evento di sinfonico e di composizione nuova con Roberto Fabriciani. Novità di quest'anno il trekking francescano, 15 km da Carbonera a Silea e poi lungo il Sile fino al convento di San Francesco a Treviso. Un'occasione per coinvolgere persone che amano il cammino e che possono pregare, che possono vivere il senso dell'ambiente, che è uno degli aspetti che noi sentiamo vivo e che Francesco sa promuovere. Il cammino diventa un'occasione in questo senso per sentire vivo anche questo messaggio legato alla difesa dell'ambiente e della nostra natura. Siamo arrivati al termine di questa prima edizione. Ringrazio per l'aiuto in regia Mattia Pizzaia e Alessandro Granziera. Grazie per essere stati con noi. A tutti l'augurio di una buona giornata. Appuntamento ai TG della sera. Arrivederci.